Eccoci amici della pesca, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi una nuova puntata, la seconda puntata della rubrica che ho voluto creare per aiutare chi inizia questa meravigliosa passione che è la pesca. Una rubrica intitolata Dalla teoria alla pratica, dove affronteremo qualche tecnica particolare per gli spari di predatore e quant'altro, dalla spiaggia, dalla scogliera, dal porto. Quest'oggi seconda puntata dove parleremo della tecnica della teleferica. Tecnica della teleferica in generale, non per forza dei pesci serra, ma in generale. Quindi parleremo prima della teoria, vi farò vedere come prepararla, perché siete in tanti a chiedermi anche cose molto semplici, cioè come attaccare il nostro terminale, come preparare la nostra teleferica. Cercherò con questo video di rispondere a tutte queste domande preparando in maniera molto semplice la montatura qua direttamente da casa, e poi vi porterò con me a pesca dove vedremo appunto tutte le cosine che vi ho detto, che vi dirò in questo video, di metterle in pratica. Voglio ricordare che questo genere di video, questa serie dedicata dalla teoria alla pratica, è destinata a un pubblico di pescatori che si avvicina a questa passione. Voglio far vedere come con poche cose, non per forza super tecniche, si può a volte raggiungere comunque il risultato. Poche cose ma funzionali. Parliamo un po' della tecnica della teleferica. Abbiamo parlato in precedenza di tecniche semplici e funzionali. La teleferica è proprio una di queste, che prevede l'utilizzo di esca viva per la ricerca di predatori da riva. La tecnica della teleferica prevede una lenta discesa del nostro terminale sulla lenza madre, dove appunto innescheremo un'esca viva che, grazie al poco impatto sull'acqua, il poco sforzo che faremo rispetto a un lancio, rimarrà molto viva, molto integra, ed è proprio questa vitalità che farà sì che questa tecnica sia vincente sui predatori. L'attrezzatura che andremo a utilizzare sarà particolarmente robusta, non eccessiva ma robusta. La canna deve rimanere ben ferma e rigida, dritta durante la pesca, perché deve mantenere il filo in tensione. I mulinelli saranno molto capienti, perché comunque potrebbe succedere qualsiasi cosa e dovremo essere in grado di lanciare anche a una distanza notevole, quindi 200-300 metri di 0,40. Il filo avrà una doppia funzione: ci servirà per far scendere il nostro terminale, e allo stesso tempo dovrà far sì che ci permetta di recuperare anche la preda, quindi una doppia funzione molto importante, e non dovremo assolutamente andare sul sottile. Parliamo un po' della preparazione di questa teleferica. Adesso vi faccio vedere, spero di riuscire a riprendere nella maniera migliore, la preparazione direttamente qua da casa. Allora, immaginiamo che questo bobbinone sia il nostro mulinello, il filo madre l'abbiamo fatto passare attraverso gli anelli e stiamo per preparare la nostra teleferica. Io adesso, per semplificare un attimo la situazione, ho già creato un terminale semplificato, mi raccomando, ascoltate bene le mie parole. Girella, moschettone molto grande, in modo da farla scorrere il più semplice possibile sul nostro madre, alla quale attacchiamo il nostro amo. È un terminale semplificato, ok? Intanto che vi spiego, parliamo anche del terminale se volete. Gli ami vanno proporzionati all'esca che utilizziamo. Se utilizziamo ami troppo piccoli, rischieremo di perdere il nostro pesce. Se utilizziamo ami troppo grandi, rischieremo di uccidere la nostra esca e rendere nulla la nostra teleferica. Esistono in commercio tantissime girelle. Guardate bene questa girella in particolare, cercatela, girella a moschettone con un moschettone molto grande, ok? Allora, ci servirà stopper della grandezza del filo,
qualche girellina e perlina, ok? Tutto molto semplice, non è niente di che, non vi spaventate. Partiamo con la preparazione. Prendiamo il nostro filo madre, nel quale faremo passare una perlina, ok? Che è poi la perlina di battuta della nostra girella, ma lo vedremo dopo. La facciamo scorrere, poi prendiamo i nostri stopper, adesso qua li vedete colorati perché sono di un modello particolare, non importa il colore, quindi facciamo scorrere il nostro stopper, ok? Quindi qua abbiamo già parte di teleferica dove la nostra perlina va imbattuta sul nostro stopper. Dopodiché prendiamo una girella e la leghiamo al nostro madre. Io adesso faccio molto velocemente, non guardate il nodo perché non c'entra niente. Tagliamo l'eccedenza. Quindi cosa abbiamo appena creato? Perlina che va imbattuta sullo stopper, girella, girella alla quale andremo a attaccare il nostro piombo, ok? Eccolo qua. E la nostra teleferica è praticamente finita in questo momento. Quando saremo poi in pesca e decideremo a quale distanza vorremmo far lavorare il nostro terminale, dovremo semplicemente spostare il nostro stopper. Ok? 1 metro, 2 metri, 3 metri, a seconda di dove siamo, sposteremo il nostro stopper. Perché adesso andiamo a prendere, vedete qua si vede bene, andiamo a prendere la nostra girella e l'agganciamo al filo madre. Che cosa succede? Che la nostra girella arriverà poi alla fine della sua corsa imbattuta sulla perlina, ok? E a seconda di dove avremo messo, dell'altezza alla quale avremo messo il nostro stop, lavorerà anche il nostro terminale con l'esca. Quindi abbiamo visto come con veramente niente si riesce a preparare la teleferica. Io penso che sia molto più complessa la preparazione di andarsi a prendere le esche vive, riuscirle a mantenere vive, portarle in pesca vive. Penso che ci siano tanti fattori di mare, altezza del fondale, scelte dei piombi, piuttosto che preparare la montatura della teleferica. Quindi abbiamo visto che con niente si riesce a preparare tranquillamente la nostra montatura. Spero che io l'ho fatto in maniera molto amatoriale, però penso di essere stato abbastanza chiaro e che si sia visto abbastanza. Comunque, detto questo, vediamo un attimino la parte teorica invece di quando si è a pesca. Siamo a pesca, abbiamo preparato, come abbiamo visto, lo stop, la perlina sopra, la girella, abbiamo attaccato il piombo e il nostro terminale è nel secchio con l'esca viva. Mettiamo lo stop quindi all'altezza desiderata alla quale vogliamo che il nostro terminale lavori, lanciamo il più distante possibile o comunque dove vogliamo che la nostra esca lavori. Una volta lanciato, posizioniamo la canna sul treppiedi o sul picchetto, prendiamo il nostro terminale, apriamo il moschettone e agganciamo la girella, il moschettone, al nostro filo madre. Dopodiché la chiudiamo, mi raccomando, chiudetela sempre, mi raccomando.
Prendiamo il nostro terminale e in maniera molto delicata lo posizioniamo in mare. Una volta in mare riprendiamo la canna in mano, la teniamo più alta possibile, sempre col filo in tensione, in modo tale che il nostro terminale scenda il più distante possibile. Se l'esca è particolarmente grande o ci sono altri fattori che non la fanno scendere, cioè non la fanno subito calare sulla lenza madre, la aiutiamo con qualche spintina della canna, ok? Vedrete che la nostra girellina inizierà a scorrere piano piano. È una tecnica che ha bisogno di pazienza, non è immediata, a meno che non utilizziate dei piombi, e anche lì non è detto, perché a volte si innescano dei pesci che non hanno proprio voglia di entrare in acqua, hanno paura e tendono a tornare indietro. È una tecnica che ha bisogno di pazienza, questo sì, ve lo devo dire, perché una volta agganciato il nostro terminale, si fa scorrere la lenza, il pesce ha tutto il tempo che vuole per scendere, ok? Sento spesso parlare di gente che piomba con 50-100 grammi. Sono scelte, a me piace più una tecnica della teleferica molto più naturale possibile, cioè mettere una teleferica che mi arrivi direttamente subito in battuta. Sì, va bene se pesco magari in scogliera, dove voglio che la mia esca viva arrivi immediatamente sul fondo o nel punto preciso. Però la tecnica della teleferica secondo me è bella perché permette, come abbiamo detto prima, di mantenere l'esca più naturale possibile. Quindi meno piombatura possibile, più l'esca è naturale e più il pesce secondo me è meno diffidente. Ultima fase, una volta calata l'esca ci siamo assicurati che la girella sia già entrata in acqua, che non sia mezz'acqua da qualche parte, riponiamo la canna sul treppiedi. Mi raccomando, cerchiamo di mantenere una pendenza della canna abbastanza alta, in modo tale da permettere sempre che il filo sia ben alto e abbia una pendenza tale che permetta una discesa costante del nostro terminale in mare. Mettiamo la lenza in tensione, non in bando, perché il bando farebbe scendere e tornare indietro il nostro terminale, farebbe una confusione abbastanza notevole. Mettiamo la lenza bene in tensione e regoliamo la frizione. Se inneschiamo delle esche ben pesanti, se regoliamo eccessivamente la frizione, magari in presenza di predatori il nostro cefalone inizia a spaventarsi, vi parte la frizione perché si è spaventato, non perché è stato aggredito. Quindi regoliamo la frizione bene, ok? Piccole accortezze prima di vedere la pratica direttamente in pesca. Come abbiamo detto in precedenza, se utilizziamo esche particolarmente grandi o pesci, come succede spesso e volentieri con i cefali, anche di grandi dimensioni, cefalo è un pesce che non ha voglia particolarmente di farsi mangiare e uscire, e spesso e volentieri una volta calato in acqua tende a tornare a riva, giustamente. Per evitare ciò, magari possiamo piombare leggermente il nostro terminale. Come funziona? Dove abbiamo la girella del moschettone, avete visto che è una girella molto grande, un moschettone molto grande, possiamo mettere un piombo con l'anello, ok? All'altezza della girella stessa. Apriamo la girella per agganciarla al filo madre, una volta aperta all'interno facciamo passare l'occhiello del piombo, poi l'agganciamo al filo madre e la chiudiamo. È così che il nostro terminale è bello che è piombato. Seconda accortezza, la teleferica fa lavorare in maniera su una fascia d'acqua media e poi sul fondo il nostro terminale. Se invece cerchiamo predatori che rimangono a galla, leciamia, aguglie imperiali e quant'altro, e possiamo fare l'inverso. Invece di piombare il nostro terminale possiamo aggiungere o un palloncino o un galleggiante direttamente sempre collegati alla nostra girella del terminale. Quindi il nostro
Come abbiamo visto, come vi ho detto in precedenza, per il piombo potete legare un palloncino gonfiato leggermente alla girella o un galleggiante collegato con un altro spezzone di filo direttamente sulla girella, in modo tale che il nostro terminale, invece di scendere a fondo, rimarrà sempre sulla traiettoria della nostra lenza madre, ma questa volta lavorerà a galla. Un terzo suggerimento che posso darvi, ma è abbastanza scontato, se utilizziamo la teleferica per la ricerca dei pesci serra, come spesso succede in estate, mi raccomando, l'ultimo spezzone di terminale di 20-30 cm che sia di cavetto d'acciaio. Cavetti d'acciaio che abbiamo visto, c'è un video specifico dove poi vi lascerò nel link per la creazione a casa del terminale col cavetto d'acciaio, o possiamo direttamente comprarlo già creato nei negozi specializzati di pesca. Ultimo suggerimento, se ci troviamo su un fondale scoglioso, è un suggerimento banale, ma io mi sento di darvelo perché comunque a volte non ci si pensa. Alla nostra montatura, dove alla fine abbiamo messo la girella per attaccare il nostro piombo, alla nostra girella attaccheremo uno spezzone di 30-40 cm, ma ne basta anche una trentina, di diametro inferiore al nostro filo madre, al quale attaccheremo il piombo. Questa montatura qua, che è una montatura a perdere, nel senso che una volta accidentalmente dovessimo incagliare, perderemo solamente lo spezzone di filo ridotto. Finita finalmente la teoria della teleferica, spero di essere stato il più semplice possibile. Se avete delle altre domande, dei dubbi, scriveteli nei commenti. Questa seconda puntata di Dalla teoria alla pratica è terminata e ce ne andiamo finalmente a pesca, a vedere e a rileggere nei video della pescata, perché sarà una pescata praticamente muta dove vi ricollegherò a quello che ci siamo detti in precedenza, finalmente un po' di pesca insieme. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, perché le puntate Dalla teoria alla pratica continueranno, ma soprattutto anche altre avventure continueranno. Io vi lascio a questa pescata con la tecnica della teleferica. Eccoci qua, rivediamo un attimino insieme la montatura della teleferica per l'ultima volta. Piombo, girellina, stop e due perline abbastanza grandi per non far scorrere la nostra girella. Lanciamo, dopodiché attacchiamo al madre il nostro moschettone. Io questa sera utilizzerò delle esche abbastanza grandi, dei cefali abbastanza grandi, mi servirà del piombo per farli scendere, per non farli tornare indietro. Quindi adesso vi farò vedere tutta l'azione completa, lancerò e poi attaccherò al madre il mio moschettone che inizierà a scendere fino ad arrivare in battuta delle due perline.
Ok, prima canna lanciata, è molto importante, anche se l'abbiamo piombato tutto quanto, assicurarci che il cefalo entri in acqua. Tante volte trova molto fondo sotto di sé, o comunque un ambiente che non conosce, si spaventa e tende a tornare a riva. Dobbiamo pazientare, cercare di muovere un po' la canna come ho fatto io, quel movimento che cerca di far scorrere il piombo per poi fargli prendere strada al cefalo. Bisogna portare pazienza, come in tutte le cose della pesca, mi raccomando. Una volta che ci siamo assicurati che è uscito, possiamo leggermente regolare la frizione e appoggiare la canna. Vediamo un po', il cefalo è di notevoli dimensioni, ma siamo qua per rilassarci e provare il colpaccio. Eccoci qua, ore 8 in punto, tutte e due le canne fatte filare. Sono due cefali abbastanza grandi, quindi hanno fatto un po' i capricci per uscire, stanno continuando a muoversi proprio in maniera disperata. Questo speriamo venga a nostro favore, che le loro vibrazioni attirino qualche predatore. Detto questo, un paio di accortezze: quando cerchiamo il serra, ovviamente cavette d'acciaio. Quando utilizziamo cefali di grandi dimensioni, aiutiamoci col piombo. E quando peschiamo su fondali rocciosi, utilizziamo la montatura col piombo a perdere che abbiamo visto in precedenza. Quando cerchiamo il serra è presente nelle zone portuali e nelle scogliere artificiali più o meno tutto il giorno, ma si avvicina più facilmente di notte, quando i pesciolini si avvicinano un po' di più, e lui va proprio a schiacciarli contro le banchine, contro le scogliere, contro le spiagge. Abbiamo visto in tante spiagge si concentrano in particolar modo e schiacciano i pesci contro la riva e se ne nutrono. Quindi cerchiamo con più facilità il serra di notte, mi raccomando, anche se è sempre presente. Di sera i pesci sono più smaliziati. Se ti addormenti qua stai da Dio. però انت تعرف حاجة، مش التشينجا فيها دوي رولي باهي، الرولو التاني بالمسمار ارفع بكتير، مسمار رقم 13 يا كابيتو، بيرو داخل في انت صاحبي المسمار داخل في الموتور قد كده، شوف معايا لما تدخله قد كده عمره ما يحصل له حاجه في الموتور يعني. فهمت ولا لا؟ كبيرة صح.
ore 9:30, arriva questo bolide, il nostro povero cefaletto. Abbiamo visto che anche se di dimensione farà sempre una brutta fine con questi grandi predatori. Passano 10 minuti e le sorprese non finiscono. C'era questo seppione gigante, guardate la mia mano, che si stava ciucciando allegramente il nostro povero cefaletto. Tranquillo, lo fai con calma, una bella bracciata, è venuto su con noi. Risottino, secondo serra e ci siamo. Eccoci qua, sono neanche le 10. Ultimo lancio. Avevo 2 cefali e un'occhiata, adesso l'occhiata, anche questa di grande dimensione, l'ho fatta scendere giù con un piombino di accompagnamento. Per il momento un serra e una seppia che è rimasta impigliata tra i 2 ami e la sua ingordigia ha fatto sì che venisse a terra. Ultima calata, una pescata davvero molto rilassante e fruttuosa, perché avevo 3 esche vive molto grandi, ma vedete che quando si fanno le cose giuste, poche ma giuste, a volte la fortuna ci ripaga.